Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. È stato potenziato il servizio del 118 per fronteggiare l'emergenza estiva, attivate in provincia di Cosenza altre 2 postazioni per servire meglio Ionio e Tirreno. Il bambino ferito nell'agguato di Seminara che è costato la vita a Giuseppe Gioffrè è fuori pericolo. Stamattina è stato trasferito dal reparto di rianimazione a quello di chirurgia toracica degli ospedali riuniti di Reggio Calabria. Spunta un video con le immagini del forte scontro che c'è stato tra Massimo Scura e Massimo Marrelli negli uffici del commissario a Catanzaro, scambio di accuse e parole grosse. Torna l'incubo degli incendi, giornata difficile in Calabria per numerosi roghi, ore di paura a Sant'Ippolito, le fiamme hanno minacciato il santuario e un gruppo di case adiacenti all'edificio di culto. La Dino Sub di Praia ha ospitato giovani non vedenti provenienti da tutta Italia per uno stage dedicato all'immersione subacquea. L'iniziativa ha suscitato notevole interesse visto l'alto numero di partecipanti. A pochi giorni dall'inizio della nuova annata calcistica, Cosenza e Crotone sono accomunate dallo stesso problema, lo stadio. Lo Scida deve essere parzialmente smantellato, mentre il Marulla necessita di un restyling importante. Intanto in arrivo novità per entrambe dal mercato. Buonasera dalla redazione di Teleeuropa Network e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura, lo avete visto dai titoli, parliamo del 118 della provincia di Cosenza, un servizio complesso ed efficiente che quest'anno risponderà ad oltre 1 milione di richieste di aiuto. L'estate tutto diventa più difficile per la presenza di migliaia di turisti che impongono un potenziamento del servizio, un lavoro bellissimo, dice il responsabile della centrale operativa, che pochi però vogliono fare. Gianluca Pasqua, sentiamo. Ma dove dovete andare? 900.000 telefonate nel 2017, 50.000 interventi. La centrale operativa del 118 di Cosenza gestisce un traffico di segnalazioni e richieste d'aiuto che risponde alle esigenze di una popolazione di 730.000 abitanti, che nel periodo estivo aumenta esponenzialmente con la presenza di turisti. Il sistema 118 provinciale si adegua e fronteggia l'emergenza predisponendo il piano vacanze sicure che prevede un potenziamento della gestione dei soccorsi sul territorio. Sia sul Tirreno che sullo Ionio abbiamo potenziato i mezzi di soccorso, non tralasciando ovviamente né il Pollino né la zona ovviamente di Camigliatello, dove abbiamo un'ambulanza H24 sempre a disposizione per i soccorsi e per i trasferimenti. Una macchina complessa che assicura percorsi terapeutici assistenziali per il trasporto materno assistito, per l'emergenza neonatale e per i pazienti affetti da ictus o trauma grave. Importante la dotazione del sistema di telecardiologia delle ambulanze medicalizzate. Su ogni nostro mezzo di soccorso principale va su un soccorso, va a casa della gente o per strada, nei dolori toracici fa l'elettrocardiogramma, pigia un bottoncino e questo elettrocardiogramma viene letto, se è nella zona tirrenica viene letto da Paola, se è nella zona del Pollino viene ovviamente visto dai cardiologi di Castrovillari, se è nella zona di Rossano da quelli della cardiologia di Rossano. Una volta che il cardiologo vede questo elettrocardiogramma, se c'è qualche cosa di importante, come potrebbe essere un ST elevation, viene trasferito immediatamente in emodinamiche. Il 118 è al servizio della cittadinanza, ma agli utenti si chiede di non abusarne. I falsi allarmi e le chiamate improprie rubano tempo prezioso alle vere emergenze. Bisogna che immediatamente questa telefonata debba far capire all'operatore che risponde dall'altra parte che non è una telefonata d'emergenza. Risponderanno con cortesia e indicheranno quali sono le strade da seguire. Chiamare il 118 è un atto importante e deve essere fatto con coscienza, perché è il momento di pensare che c'è qualcun altro che in quel momento ha necessità. Infine, una nota dolente. Pochi scelgono l'ammissione del medico del 118. Molti medici non accettano di lavorare al 118 per svariate problematiche e questo è un dato preoccupante. Infatti fatichiamo molto a trovare
chi venga a lavorare al 118. Speriamo in un futuro che queste cose migliorino, facciamo di tutto perché migliorino e me lo auguro perché è un lavoro bellissimo, un lavoro che dà grosse soddisfazioni e dà diciamo del bene, fa del bene alle persone, ai pazienti che stanno male e che dobbiamo cercare di soccorrere nel migliore dei modi. È una notizia di una tragedia avvenuta proprio oggi a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, dove un ragazzo di 14 anni è morto in una piscina proprio nel comune di Corigliano Rossano. Quel giovane intorno alle 17, dopo aver mangiato pare si sia tuffato in acqua e poi è stato colpito da un improvviso malore. Dai primi rilievi sembrerebbe che si tratti di una congestione che non ha dato alcuno scampo all'adolescente. La piscina in cui si è consumata la tragedia si trova in una residenza turistica proprio nel comune di Corigliano Rossano, dove i sanitari del 118, pur essendo intervenuti tempestivamente, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Corigliano. Ma ancora per la cronaca ci spostiamo proprio nel Reggino, dove è fuori pericolo il bambino ferito nell'agguato avvenuto sabato a Seminara, che è costato la vita a Giuseppe Gioffrè. Stamattina il giovane è stato trasferito dal reparto di rianimazione a quello di chirurgia toracica degli ospedali riuniti di Reggio Calabria. Vediamo. Non volevano correre il rischio di sbagliare i due killer che hanno ucciso sabato scorso Giuseppe Fabio Gioffrè, sparandogli in testa 4 colpi esplosi da 2 fucili a pallettoni. Il 39enne di Seminara non ha avuto scampo morendo sul colpo. Gli assassini potevano avere sulla coscienza anche un bambino di 10 anni ferito all'addome e al fianco, ma che adesso non sarebbe in pericolo di vita. Il piccolo nella giornata di oggi lascerà il reparto rianimazione del grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria per quello di chirurgia toracica. La presenza di quel bambino potrebbe rappresentare una falla nel piano dei due killer, potrebbe averli visti e quindi riconoscerli, sempre che abbiano agito con il volto scoperto. La sua vita e quella dei suoi familiari, una coppia di nazionalità bulgara, amici di famiglia di Gioffrè, potrebbe essere in pericolo. Così il questore di Reggio Calabria Raffaele Grassi, a conclusione della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine Pubblico, subito convocata dal prefetto Michele Di Bari, ha deciso di mettere sotto protezione il bambino e la sua famiglia. I due killer hanno usato dei fucili a pallettoni sparando 4 colpi, si sarebbero mossi a piedi e avrebbero lasciato la scena del crimine fuggendo nelle campagne circostanti al luogo dell'agguato. La sparatoria è avvenuta in contrada Santa Venere, una zona agricola di Seminara dove Giuseppe Fabio Gioffrè aveva un terreno di sua proprietà nel quale il 39enne custodiva dei maiali e proprio per dare da mangiare agli animali Gioffrè e il bambino, figlio di una coppia di amici, si sarebbero recati in contrada Montevenere prima dell'ora di pranzo. Con ogni probabilità i killer conoscevano le abitudini di Gioffrè e quella zona agricola isolata è ideale per portare a termine un agguato senza essere visti. Le indagini sono già in mano alla DDA, che sta coordinando l'inchiesta dei carabinieri del gruppo di Gioia Tauro e della compagnia di Palmi. Il contesto nel quale è maturato l'omicidio di Giuseppe Fabio Gioffrè, così pensano gli inquirenti, è quello della criminalità organizzata. La vittima era anche nipote del boss deceduto qualche anno fa, Rocco Undolu. Gioffrè era rimasto coinvolto nel maxi processo istituito dalla DDA di Reggio Calabria denominata Artemisia. Era accusato di associazione mafiosa, ma dopo la condanna in primo grado era stato assolto in appello. Negli ultimi anni era stato arrestato per abigeato e occultamento di armi rinvenute dai militari della compagnia di Palmi in un capannone della sua proprietà, dove è stato ucciso. Parliamo adesso di sanità, perché il clima di tensione che vive la Calabria è molto alto. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato dell'avvertenza del Marrelli Hospital e dei dipendenti che hanno protestato proprio a Catanzaro. Oggi invece in rete è stato diffuso un video del duro scontro fra Scura e il titolare della clinica. A distanza di qualche settimana dall'occupazione da parte dei dipendenti della Marrelli Hospital dell'ufficio del commissario ad acta della sanità a Catanzaro, spunta un video che documenta il duro scontro tra Scura e il titolare della clinica crotonese. Le immagini documentano la reazione di Scura all'ingresso dei dipendenti nell'ufficio e la risposta del titolare della clinica. Con la prepotenza non otterrete nulla.
Perché se io accettassi e cedessi la vostra, sia a sentire, se io accettassi la vostra prepotenza e cedessi alla vostra prepotenza, domani qui ne verrebbe un altro, con la stessa arroganza, prepotenza che avete voi. Voi non avete diritto a nulla di più di quello che vi è stato dato. È un bugiardo, glielo dico io, no! Se è un bugiardo deve dare conto a me, ai cittadini e alle sue bugie. Io sono un operatore, sono un cittadino calabrese. E se lei è un bugiardo, mi deve dare rispetto. C'andrò, io devo rispetto a lei, ci vado a discutere io. Non si preoccupa, ci andrò. E non faccia adesso, io vorrei lavorare. E non faccia, mi deve dare delle risposte. Mi deve dare delle risposte. E mi deve dire quando verità. Perché è un mio diritto avere delle risposte. È un suo diritto. Io ho dato le risposte alla dottoressa Stasi che rappresentava la ci risolve dei requisiti che sono venuto qua personalmente a pormi. E lei mi deve dare delle risposte. Perché qua non è a casa sua. No. Lei sta svolgendo un ruolo. E a fronte di questo ruolo, essendo io un usufruitore, lei mi deve dare delle risposte. Questo non è casa sua, se lo ricordi? No, è di che? Che l'ha detto il primo giorno. È suo. Esattamente. È nostra. Mia più di sua. È un nostro. Capito? Essendo io qua uno che si affanna tutti i giorni a cercare di fare economia, sistema, qualità, attività sociali, che lei non capisce che cosa significa. Allora lei deve dare risposte a me. No? È chiaro? Se no non vado via. Resti qua, vado io via. E non resto qua. Resti qua, bravo. No, che dice no, devi andare via perché ti ricevo alle 6. Ma questo si faceva nel dopoguerra, non nel 2018. Questa è maleducazione. Questa è maleducazione. Alla fine è stato il commissario, come avete visto, a lasciare la stanza dopo lo scontro, però ci sono stati incontri al fine di trovare soluzioni sia per quanto concerne i budget che per l'accreditamento di radioterapia, ma la situazione resta tesa. Torniamo alla cronaca perché un incendio ha minacciato il santuario di Sant'Ippolito nel Cosentino, paura fra gli abitanti per le fiamme vicine alle case. Solo l'intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio. Le fiamme alte e minacciose, vicine e vicinissime al santuario e alla casa parrocchiale nella frazione Sant'Ippolito a Cosenza. Il caldo insopportabile e la paura tra gli abitanti che cercano di salvare il salvabile, mentre mezzi e uomini dei vigili del fuoco intervengono sul fronte dell'incendio. Sabato pomeriggio, con i roghi che sfiorano le mura di tante case e famiglie che per lunghi minuti hanno vissuto l'incubo di poter perdere ogni cosa. Il pericolo rappresentato anche da una bombola di gas che, avvolta dalle fiamme, è scoppiata il boato sinistro nell'aria acre di fumo, solo il caso ha voluto che la stessa si trovasse in aperta campagna, così da non provocare danni. Il vento ad alimentare il fuoco, più di 2 ore di lavoro per domare l'incendio. I pompieri lasciano il piccolo centro alle porte di Cosenza, quando ormai tutto il verde che circonda il paese si è colorato di nero. L'incendio si sarebbe sviluppato dal bordo strada, origine dolosa, se lo chiedono in tanti. Nessun ferito, per fortuna nessun danno. Resta però lo shock di uomini, donne, bambini e anziani che difficilmente dimenticheranno la furia del fuoco. Non è stato il solo incendio in Calabria in queste ore. Certo, siamo lontani dall'emergenza dello scorso anno, ma terreni incolti, temperature elevate e in alcuni casi l'azione scellerata di piromani restano le cause di roghi che funestano l'estate. E torniamo ad occuparci dell'operazione avvenuta proprio nel Vibonese denominata Giardini Segreti, scoperti, lo ricordiamo, 26.000 piante di canapa indiana. Lo stupefacente sul mercato avrebbe fruttato 20 milioni di euro, la ricostruzione di quanto avvenuto nelle attività della Polizia di Stato.
Come scaturito dalle indagini, Emanuele Mancuso, il giovane rampollo della potente famiglia di Limbadi che da oltre un mese collabora con i magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, aveva pensato a tutto sin nei minimi dettagli per rendere efficiente l'intera filiera del suo business. Controllava il territorio con mezzi sofisticati, acquistava i semi di marijuana sui siti online, faceva da rivenditore esclusivo sul territorio e con la sua vasta rete di collaboratori individuava i terreni dove coltivare, produrre e essiccare la canapa indiana per poi smerciarla all'ingrosso e al dettaglio. E per evitare controlli utilizzava diversi espedienti, dai droni che sorvolavano la piantagione a sofisticati tunnel per accedervi. In particolare, come confermato dal capo della squadra mobile di Vibo Valentia, che ha condotto l'operazione denominata in codice Giardini Segreti sotto il coordinamento della DDA di Catanzaro, è apparsa funzionale al business il fatto che le piantagioni venissero coltivate impiegando manodopera extracomunitaria, soprattutto quella dei migranti, qualcuno ospite anche all'interno dei centri di accoglienza sparsi sul territorio, altri provenienti dalla vicina tendopoli di San Ferdinando. A loro spettava il compito di mantenere puliti i terreni delle piantagioni, disinfestare dalle erbacce che ostacolano la crescita delle piantine di marijuana. Le attività hanno permesso di riscontrare come nell'ambito appunto delle fasi legate alla coltivazione, al taglio della sostanza e all'essiccazione appunto fossero impiegati come manodopera cittadini extracomunitari. Adesso ci spostiamo a Praia a Mare, sul Tirreno Cosentino, dove la Dino Sub e il gruppo subacqueo paolano hanno ospitato per un'intera giornata dei giovani non vedenti, alcuni diventati anche istruttori subacquei. La bellissima Costa Calabra offre spettacoli meravigliosi e anche grandi occasioni per tutti, davvero per tutti. A Praia a Mare la Dino Sub e il gruppo subacqueo paolano hanno ospitato dei giovani molto particolari, bravissimi a scendere nelle profondità marine, bravissimi anche perché si tratta di non vedenti. Tra di loro allievi e anche istruttori, hanno tanta voglia di vivere e di divertirsi e tanto da insegnare. Io vivo una vita a obiettivi. E sono abituato a fare le cose secondo quello che mi vado a prefissare prima. Certo, una passeggiata non è, devi stare attento a tante cose, però il gioco vale veramente la candela. In Calabria, per chi non lo sapesse ancora, arrivano persone con diverse abilità da tutta Italia e anche da altre parti del mondo per partecipare a stage dedicati. Dal 1999 abbiamo iniziato a fare i primi campi subacquei con i ragazzi non vedenti e di solito coinvolgiamo dalle 15 alle 20 unità. Abbiamo un bel po' di istruttori, abbiamo 10 istruttori al gruppo subacqueo che sono tutti ragazzi non vedenti, hanno seguito un percorso abbastanza lungo e formativo e poi sono riusciti a prendere il brevetto di istruttore. Sono attività assolutamente sicure che sono portate avanti anche con notevoli sacrifici economici da parte degli organizzatori. Servono a questi giovani ma danno tanto a tutti. È importante per dare sicurezza a queste persone, ma è importante, cioè sono loro stessi che danno anche sicurezza a noi nel lavoro che facciamo, nei rapporti con loro. È una comunicazione a doppio filo che ci consente sia a noi di prendere delle cose da loro e sia a loro di apprendere da noi. Uno scatenate l'inferno! Adesso i nostri 100 secondi di cronaca. Denunciati per invasione di terreno dai carabinieri nel Vibonese, si tratta di 2 cittadini di nazionalità marocchina sorpresi mentre erano intenti ad occupare abusivamente la spiaggia in località Marinelle di Pizzo per vendere ingenti quantitativi di capi d'abbigliamento. I 2 erano privi di licenza. Un 16enne trascinato al largo dalla corrente mentre faceva il bagno nelle acque antistanti Crotone è stato soccorso e salvato dalla motovedetta della Guardia Costiera. Sono stati gli amici del ragazzo a lanciare l'allarme. Il giovane era spaventato e stanco, ma non è stato necessario richiedere l'assistenza medica. Controlli straordinari dei carabinieri di Locri, attivate le compagnie di Bianco, Locri e Roccella Ionica. Il bilancio è di 3 arresti in flagranza di reato, 1 su mandato della magistratura,
4 le persone denunciate a piede libero, scoperta una piantagione di canapa indiana, eseguite anche perquisizioni personali e domiciliari nei confronti di pregiudicati inseriti nelle cosche di 'ndrangheta territoriali. Si è insediato oggi il nuovo prefetto di Cosenza, Paola Galeone. L'alto rappresentante del governo è stato destinato alla prefettura di Cosenza dal Consiglio dei Ministri lo scorso 6 luglio. Dopo una riunione con i vertici delle forze dell'ordine, il nuovo prefetto ha incontrato i dirigenti e il personale della prefettura. E a proposito del nuovo prefetto di Cosenza, Paola Galeone ha sospeso il Consiglio Comunale di Santa Sofia de Piro. Il provvedimento si è reso necessario a seguito delle dimissioni rassegnate in tempi diversi da 3 consiglieri. L'organo assembleare, infatti già composto da soli 7 membri a causa di svariate vicende modificative intervenute nel corso della legislatura, si era ridotto a 4 degli originari 10 consiglieri assegnati all'ente, con l'impossibilità di procedere ad ulteriori surroghe, attuando perciò la fattispecie prevista dall'articolo 141,1. Con il provvedimento il prefetto ha incaricato della provvisoria gestione del comune la dottoressa Antonella Vecchio, funzionario in servizio nella prefettura di Cosenza, conferendole oltre ai poteri spettanti al Consiglio anche quelli del sindaco e della giunta. Ci spostiamo adesso a Crotone per la 4ª edizione del premio internazionale Silvana Luppino. Lo spettacolo ospitato nella location del Castello Aragonese, l'iniziativa promossa dall'associazione Sodali. La cornice suggestiva del Castello Aragonese di Crotone, tappa di un viaggio che predilige il mondo antico per le incursioni moderne, diventa proscenio per il premio internazionale Silvana Luppino, direttrice del Museo Internazionale della Sibaritide fino al 2004. Il riconoscimento porta il suo nome per onorarne la memoria. Anche quest'anno spettacolo, danza e grandi artisti, l'evento che valorizza i talenti della cultura, del cinema, della letteratura, della musica, della medicina, dello sport e dell'arte sacra, eccellenze italiane e al contempo sinergia di luoghi e amministrazioni locali che hanno sposato la mission del premio. Questo premio significa battere, la pista del turismo archeologico. Noi ci stiamo battendo, affinché tutta la Magna Grecia possa conoscere questo premio. Da Sibari, infatti siamo stati a Metaponto, ora Crotone, l'anno prossimo speriamo di essere o a Paestum o a Taranto. Dobbiamo scegliere la meta per l'anno prossimo, ma tutti quanti richiedono questo premio e noi non facciamo altro che accontentare tutti quanti. Per Crotone l'occasione di far conoscere la propria storia. Mi sono innamorato di quest'idea, soprattutto dell'idea di unire i popoli che da 3000 anni sono divisi, Crotone e Sibari, dopo le battaglie della Magna Grecia. Oggi si riuniscono e questa era l'idea che più mi stuzzicava. Oggi si fa cultura con l'archeologia. Crotone è impregnata di archeologia e Crotone forse è l'unica città della Calabria a non essere scavata, quindi l'impegno di portare la cultura archeologica a Crotone è l'impegno anche dell'amministrazione, avendo trovato le risorse per poterlo fare con il progetto Antica Croton. Da qui a breve spero inizieranno i lavori di scavo per tutto quello che sarà veramente una campagna che porterà il turismo culturale e il turismo archeologico a Crotone. Adesso ci spostiamo a Roccella Ionica, dove dal 26 al 29 luglio si terrà la 6ª edizione di Roccella Fit Walking. Si chiama Roccella Fit Walking ed è un evento con finalità significative non solo ludiche legate alla disciplina di questa attività, ma anche relative alla salute fisica e al benessere, alla socializzazione, al turismo e alla prevenzione delle malattie. Per questi motivi la Regione Calabria ha deciso di sostenere con il proprio patrocinio la manifestazione da 3 anni e in questa edizione anche sul piano finanziario. La Regione Calabria crede in questa iniziativa e non ha soltanto dato il patrocinio, ma per la prima volta ha dato anche un contributo finanziario. Questo perché sia da stimolo ancora di più a che questo evento ogni anno maggiormente cresca all'interno della regione. Alla conferenza stampa che si è svolta alla cittadella a Catanzaro, autorità politiche del territorio, ma non solo, per un appuntamento fisso della Locride che contamina e coinvolge ogni anno
tanti calabresi. Le persone abbiano la consapevolezza di partecipare ad una manifestazione del genere, quindi sono numeri importantissimi, ma sono numeri voluti, cercati. Le persone vengono perché hanno visto la bontà di questa manifestazione da tutti i punti di vista. Durante le 4 giornate della manifestazione si svolgeranno, oltre alle tradizionali camminate, anche i convegni, stage formativi e concerti accompagnati dal buon cibo della tradizione locale. È tempo di benessere, quest'anno l'abbiamo proprio voluta coniare così, questa 6ª edizione della Roccella Fit Walking, perché ancora di più quest'anno in questa edizione si è impreziosita del valore del benessere in termini anche salutari, proprio di salute e di sanità pubblica, perché quest'anno con la collaborazione con la Common Italia, che sarà presente da noi nel villaggio del Fit Walking dal 26 al 28 di luglio, con le 3 carovane, le carovane della prevenzione che stanno facendo il Giro d'Italia, per portare prevenzione direttamente ai cittadini, direttamente in seno ai cittadini. Quindi queste 3 giornate saranno dedicate proprio a fare attività di prevenzione primaria. Parliamo adesso di sport, in particolar modo di calcio, perché Crotone e Cosenza sono alle prese con lo stesso problema, il rischio di non avere uno stadio disponibile per i primi impegni ufficiali. Motivi diversi, ma identica ansia nelle 2 città che partecipano entrambe al campionato di Serie B, e per i pitagorici il problema sarebbe concreto anche in caso di ripescaggio in Serie A. Gianluca Pasqua, sentiamo. Che sia Serie A o Serie B, al Crotone servirà uno stadio funzionale e capiente, anzi servirà proprio lo Scida, perché è impensabile che la squadra di Stroppa debba rinunciare a giocare davanti al proprio pubblico come è successo 2 stagioni fa all'esordio nella massima serie. Eppure la situazione dello stadio comunale è molto ingarbugliata. I 2 anni di deroga che hanno permesso l'utilizzo della struttura amovibile sull'area aggravata da un vincolo archeologico sono scaduti e nel frattempo non è stato posto nemmeno il primo mattone di un nuovo stadio. Dopo la mancata proroga da parte della sovrintendenza, tribuna coperta e curva sud dovranno essere smontate. La polemica politica è fine a se stessa. Il 5 agosto i pitagorici dovranno esordire in Coppa Italia. Avranno uno stadio a disposizione? Dallo Scida al Marulla, diversi problemi ma identica ansia. Anche per i lupi in ritiro San Giovanni in Fiore. La stagione inizierà il 5 agosto. Il Cosenza dovrà ospitare Trapani o Campodarsego, ma nell'impianto cosentino sono in corso i lavori di restyling che dovranno subire nei prossimi giorni una netta accelerazione. L'adeguamento dello stadio ai parametri della Serie B richiede diversi interventi all'interno della struttura, dove si lavora già da settimane, sugli spalti e sul manto erboso ancora non intaccati. Il tempo stringe e si spera che il Cosenza possa disputare le prime gare della categoria ritrovata, spinto dal calore del pubblico di casa. È una questione economica e non solo. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Correnti più fresche di maestrale stanno irrompendo anche sulla nostra regione. È atteso dunque un deciso calo delle temperature e qualche pioggia. Vediamo quindi le mappe in dettaglio per le prossime ore. Domani nubi sparse con associate rovesci su Vibonese e Regino Tirrenico, altrove sereno poco nuvoloso. Nel pomeriggio però possibili rovesci interesseranno il Pollino, la Sila e le aree prospicenti. Temperature in calo nei valori minimi, stazionarie le massime. Vediamo ora invece come si comporteranno mari e venti. Domani mosso o localmente molto mosso il Tirreno, poco mosso o localmente mosso lo Ionio. Venti moderati da quadranti settentrionali. Per ulteriori dettagli consultate il nostro sito meteoincalabria.it. Anche per oggi è tutto, grazie per l'attenzione, appuntamento a domani. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.